Anche in Veneto la protesta dei forconi si fa sentire forte. Qual è il giudizio sugli accadimenti di questi giorni da parte di Piero Ruzzante? Ci mancava solo il movimento dei forconi. L'Italia dovrebbe andare a velocità doppia in questa fase, invece ci troviamo di fronte a un movimento che rallenta la vita del Veneto e di tante altre parti d'Italia. Non si può in qualche modo limitare le libertà di movimento e di circolazione delle persone, senza preavviso, con manifestazioni selvagge, talvolta sono sfociate anche nella violenza. Ieri sono avvenuti fatti veramente pessimi, addirittura si è ipotizzato di bruciare i libri, si sono interrotte le attività commerciali. Questa è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno per rilanciare l'economia del Paese.